Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Le candidature per le europee in Veneto, sono stati resi noti tutti i nomi dei candidati, ne parleremo anche in questa edizione, e poi ovviamente tanta cronaca come sempre, un'ondata di maltempo, ci sono stati dei danni e tanta cronaca nera e anche giudiziaria. Partiamo proprio dalle indagini nei confronti di Filippo Turetta, che uccise Giulia Cecchettin, il 22enne di Torreglia. Andrà a processo a quanto pare entro ottobre e rischia l'ergastolo perché pare ormai certa la premeditazione. Tra pochi giorni Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni. A distanza di quasi 6 mesi dal suo omicidio, la Procura di Venezia sta per chiudere le indagini nei confronti di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato, reo confesso del delitto, arrestato il 19 novembre ad Halle in Germania dopo una settimana di fuga. Il pubblico ministero potrebbe contestare al giovane di Torreglia le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Entro l'estate potrebbe essere fissata l'udienza preliminare e il processo in corte d'assise potrebbe iniziare già tra fine settembre e ottobre. In questi mesi ci sono stati molti accertamenti tecnici da parte anche dei carabinieri del RIS di Parma, che hanno analizzato l'auto di Turetta, la grande punto nera che per giorni è stata cercata tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Austria e infine Germania. Analizzati anche cellulari e computer per capire se nelle settimane antecedenti l'omicidio di Giulia il giovane abbia fatto ricerche che possano provare la premeditazione. Qualora venisse contestata, i legali che difendono Turetta non potrebbero richiedere il rito abbreviato, che comporterebbe lo sconto di 1/3 della pena, e così il 22enne di Torreglia rischierebbe una condanna all'ergastolo, il massimo della pena. Appena trasferito nel carcere veronese di Montorio, nel suo lungo interrogatorio, Turetta, dopo aver confessato il delitto, aveva detto di voler pagare il giusto per quello che aveva fatto. Quel maledetto 12 novembre Giulia Cecchettin era andata con lui alla nave De Vero a Marghera e dopo aver cenato in un fast food del centro commerciale si era fatta accompagnare a casa, ma nel parcheggio di Vigo Novo era cominciata l'aggressione, culminata poi nelle coltellate mortali nella zona industriale di Fossò. Il corpo della giovane era stato ritrovato il sabato seguente in un dirupo vicino al lago di Barcis. Giulia, nonostante la storia con Turetta fosse finita, accettava di incontrarlo perché temeva che lui potesse farsi del male, visto che non accettava la fine della storia e che spesso le scriveva di non riuscire a vivere senza di lei. Colpito dalla gru che stava manovrando, è l'ultimo incidente in ordine di tempo, incidente sul lavoro, è successo come sapete a Fiume Veneto, e aveva perso la vita un 69enne di Fontanelle. Se ne è parlato ieri proprio a Monfalcone durante la cerimonia dei sindacati. Vediamo il servizio sull'ennesimo incidente sul lavoro. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Fiume Veneto. Un operaio di 69 anni è morto in un cantiere allestito fuori da un allevamento di animali da cortile in via Kennedy 26. La vittima, Ivo Bellotto, residente a Fontanelle, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito al capo dalle forche della gru che stava azionando. L'uomo infatti si stava occupando dell'allestimento di alcuni ponteggi in previsione della realizzazione di alcune opere edili. Durante le manovre di scarico del materiale, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge, il gancio della gru lo ha colpito facendolo cadere al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elicottero. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. L'area teatro del sinistro è stata transennata. La tragedia, avvenuta alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, ha scosso le due comunità locali, sia quella di Fiume Veneto che quella trevigiana di Fontanelle, dove Bellotto era molto conosciuto. L'infortunio mortale accaduto oggi, ha detto il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantoni, impone ancora una volta una riflessione profonda sul tema della sicurezza sul lavoro. Sarà certamente la magistratura ad accertare i fatti e le dinamiche. La comunità di Fiume Veneto, continua il primo cittadino, si stringe attorno alle persone coinvolte e ai loro familiari in un rispettoso silenzio. Servizio della nostra redazione di Pordenone e ovviamente vediamo i commenti riguardo a questa ennesima disgrazia con la testimonianza di un collega. Giuseppe, lei è una
delle vittime di un infortunio sul lavoro. Cosa è successo? Allora, il mio infortunio è nato il 9 marzo del 2006 e in poche parole, mentre svolgevo la mia mansione il turno di mattina, il mio braccio è rimasto incastrato in mezzo ai 2 ingranaggi, causandomi la subamputazione dell'arto sinistro. E di lì in poi è successo ero un po' spaventato del mio futuro, più che altro perché essendo monoreddito la mia preoccupazione più grave, più del braccio, era appunto la mia famiglia, i miei figli. All'epoca i miei figli avevano 1, 2 anni e 1, 3 anni. Fortunatamente, posso anche dirlo, la mia azienda mi ha ricollocato a livello di impiegato, quindi sono stato fortunato sotto quel punto di vista, però è stata dura all'inizio andare avanti. Ecco, cosa manca? Perché succedono questi infortuni sul lavoro, secondo lei? Bisogna rafforzare obblighi, secondo il mio punto di vista, formativi di prevenzione e di sicurezza per tutto il personale addetto alla prevenzione e allargandolo anche ai lavoratori, promuovendo corsi di formazione e di addestramento anche in ambito lavorativo, naturalmente svolto da personale qualificato, ed eventualmente rafforzare e potenziare il personale di vigilanza con nuove assunzioni nelle realtà che ne sono carenti. Voglio fare proprio 2 appelli. Il primo appello è quello appunto rivolto ai lavoratori, che devono stare molto attenti alle norme di sicurezza, di non essere mai sicuri del proprio lavoro, di avere sempre dei dubbi e di utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza per qualsiasi cosa, perché si possono ritrovare manomati o addirittura perdere anche la vita. E il secondo appello lo faccio anche alle aziende, perché le aziende devono appunto tutelare, come ho detto prima, i lavoratori con corsi di formazione, addestramento in ambito lavorativo e in più di utilizzare sempre strumenti all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza. È molto molto importante. Questa era la testimonianza raccolta da Francesco Rattai a Padova dopo le celebrazioni del 1° maggio, cioè un lavoratore che si è infortunato gravemente. Adesso andiamo ad Enego perché un'altra frana ha interrotto la pista ciclabile della Valsugana. Siamo in diretta con Monica Smiderle. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Io e il collega Alessandro Cossacurta, accompagnati dal sindaco di Enego, che saluto, Marco Frison, siamo arrivati fino al punto in cui si è verificata questa nuova frana lungo la ciclopista del Brenta. La frana è proprio alle nostre spalle, non è la prima, una si era già verificata nel mese di gennaio, un'altra poche settimane fa, insomma un territorio fragile. Ieri a mezzogiorno questo nuovo distacco, sindaco. Mi hanno chiamato che dalla pizzeria poco più avanti del Cornale si è sentito un botto. Ieri mattina sono caduti altri sassi, molti più sassi rispetto alla frana di gennaio. E ora stiamo programmando dei lavori di manutenzione straordinaria. Lunedì ci sarà un'uscita col geologo, sono state fatte già delle uscite con la ditta Geller e con la Regione del Veneto, Dipartimento Sicurezza del Territorio. Stiamo programmando dei lavori, una rete paramassi sopra la ciclopista, forse un vallo sotto la montagna per fermare eventuali massi che potrebbero cadere e eventualmente anche un lavoro in parete per la messa in sicurezza. Si è rischiata in realtà la tragedia ieri, sindaco, perché nonostante l'ordinanza di chiusura della ciclopista che è in vigore già dal mese di gennaio, i ciclisti continuano a passare. Ieri erano appena passati dei ciclisti quando si è verificata questa nuova frana, i massi sono di dimensioni importanti, insomma una tragedia sfiorata. Continuano i ciclisti a aprire le transenne che noi mettiamo per chiudere la ciclopista. Non è una chiusura che vogliamo farla per motivi politici, ma una chiusura che vogliamo fare per motivi di sicurezza. Il nostro territorio è un bel territorio, deve essere vissuto per chi lo sceglie in sicurezza e con un prodotto turistico all'avanguardia, moderno e corretto. Per questo chiediamo, se trovate le transenne, non apritele e trovate un percorso alternativo. In molti hanno anche buttato i nostri divieti in fiume Brenta, hanno rotto i sigilli e quindi è una situazione veramente difficile.
però è per la nostra sicurezza. Polemiche e rischi, direttore, per la chiusura di questa pista ciclopedonale, ma il distacco di ieri conferma ancora una volta che i rischi sono reali, i rischi ci sono e il maltempo sicuramente non aiuta. Non aiuta il maltempo, freddo e caldo, anche gli scorsi giorni hanno fatto distaccare anche questi massi, le polemiche le lasciamo ai social e noi invece lavoriamo, perché il nostro lavoro è essere concreti e non chiacchierare. Che cosa prevede il progetto di sistemazione? Come detto prima, abbiamo questa rete paramassi a valle e poi anche delle messe in sicurezza in parete. La situazione però evolve di giorno in giorno con questo tempo e quindi vediamo se la situazione resta così, delle reti abbastanza importanti e forse il prolungamento anche della galleria che vedete qui dietro. Insomma, una situazione che si conferma fragile qui in Val Brenta. Ricorderete sicuramente la grande frana che ha interessato la strada statale 47 Valsugana sempre a gennaio e che ha costretto alla chiusura della grande arteria che porta verso nord e che dall'Austria porta verso sud e mesi insomma di chiusura, ma anche la situazione critica qui lungo la ciclopista del Brenta. Io ringrazio il sindaco di Enego Marco Frison. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smiderle e al sindaco. Andiamo sulla A4 che è andata praticamente in tilt per 5 incidenti che sono avvenuti nel giro di pochissime ore. C'è l'esasperazione dei sindaci del territorio, in particolare quella del sindaco di Cessalto, che rivolge un appello a Luca Zaia e a Massimiliano Federica. I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso qualcuno potrebbe dire miracolo non hanno provocato vittime. I primi 2 verso le 8 tra San Stino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un camion che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10 il più grave all'altezza di Noventa di Piave, con un maxi tamponamento tra tir in direzione Trieste. 2 i feriti, sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, trassando una di Piave e Cessalto a cavallo tra Veneziano e Marca il caos, così all'incrocio di Cassagra dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante. Alle 13, quarto incidente a Meolo, con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura, ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16 tra San Stino e il nodo di Portogruaro, con un ferito lieve, ed è da questo angolo di Veneto orientale a ridosso con il Friuli che parte un appello ai governatori Zaia e Federica. Io penso sempre che sia la Regione a dover coordinare questa sviluppo, no? È lei l'ente preposto e lei sono le 2 regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi, hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada, diventa un tratto della morte purtroppo. Ed è ancora polemica sul fronte degli autovelox dopo le decisioni di toglierli in quanto non omologati. Le associazioni degli automobilisti sono sul piede di guerra, chiedono proprio di toglierli di mezzo in tutti i comuni. Il sindaco Mario Conte a Treviso dice: chiediamo al governo di intervenire per evitare che poi i primi cittadini si ritrovino denunciati. Rilevare e reprimere, secondo legge, quelle condotte attive o omissive, tutte contrarie a diritto, che verranno del caso ravvisate e ritenute sussistenti.
È il contenuto dell'esposto presentato dall'Associazione dei consumatori e delle microimprese Migliore Tutela, guidata dagli avvocati Emanuele Della Palma e Fabio Capraro. Non si placa dunque la polemica scoppiata dopo il caso Treviso, in cui la Cassazione ha giudicato illegittime le sanzioni comminate attraverso l'autovelox lungo la tangenziale. Omologazione non è autorizzazione e ha invitato pertanto tutte le istituzioni a vigilare affinché la legge venga rispettata. È un richiamo che fa il Presidente della Miglior Tutela affinché le norme di legge vengano rispettate. È giusto che le rispetti il cittadino, è giusto anche che lo rispettino la legge anche gli enti pubblici. Se si continua a utilizzare quegli strumenti, evidentemente si commette un reato. Esposto arrivato sui tavoli delle più alte cariche istituzionali, dalle procure ai sindaci. Queste apparecchiature che, devo dire, al giorno d'oggi, prima erano apparecchiature arancioni o blu, addirittura adesso sono un po' confuse con i lampioni lungo la strada, non penso onestamente che possano servire a prevenire. Forse hanno altri scopi che non è quello della prevenzione. Quindi io dico più pattuglie sulla strada e meno apparecchiature elettroniche. Atto che, spiega l'avvocato, è un monito a far rispettare la legge. Tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono essere infatti certificati. Più pattuglie e meno autovelox, dunque accusati di essere usati di fatto per fare cassa. Servono i limiti di velocità, serve buon senso e serve il rispetto delle regole. Gli autovelox sono uno strumento deterrente per tenere monitorata la velocità. Oggi tecnicamente manca l'omologazione, ma sono tutti autorizzati. Chiediamo al governo che venga fatta chiarezza quanto prima per evitare situazioni come quelle che stiamo leggendo in questi giorni, dove addirittura i sindaci, per proteggere la loro comunità, rischiano di trovarsi denunciati. E la tecnologia viene ampiamente utilizzata contro i ladri, quindi videocamere, sistemi d'allarme sempre più sofisticati, ma non c'è nulla da fare a quanto sembra. A Quinto di Treviso sono state prese di mira 3 aziende. Andiamo in diretta da Daniela Sizzia. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, infatti qui ci troviamo in via Mattei e qui tra via Mattei e via Marconi, che fra l'altro è la strada principale, qui proprio la strada di fronte, sono stati messi a segno alcuni colpi. Probabilmente anche il fatto che ci sono stati dei ponti hanno agevolato i ladri, perché ci dicevano qua i titolari, molte aziende hanno chiuso per il ponte, ci sono anche pochi lavoratori, per cui dice probabilmente anche questo ha un po' aggravato questa situazione. 3 colpi, uno è stato proprio messo a segno ed sono entrati, sono riusciti a fare irruzione negli uffici, a rubare dei contanti e 2 cellulari e poi sono fuggiti. Un raid che è continuato perché poi hanno preso di mira altre 2 aziende, però in un caso è suonato l'allarme per cui sono fuggiti, nell'altro hanno invece trovato proprio il titolare, quindi sono fuggiti ma sono stati anche inseguiti dal titolare, però poi li ha persi e loro ovviamente si sono dileguati. Ci dicevano più i danni causati che i bottini che hanno arraffato questi ladri, perché hanno divelto i cancelli, hanno distrutto delle vetrate, hanno rotto le serrature, quindi danni più importanti in questo senso, più che quello che loro sono riusciti a prendere nella notte tra lunedì e martedì. Fra l'altro ci dicevano degli imprenditori, questa è una zona abbastanza controllata, videosorvegliata, quasi tutte le aziende hanno il sistema d'allarme, per cui difficilmente vengono, eppure sono arrivati. E ti faccio vedere la strada, perché questa è una strada poi di capannoni, per cui pochi sono i valori che ci sono all'interno di questi capannoni, eppure i ladri non si fermano nemmeno di fronte a questo e tentano comunque di entrare. Ora le immagini della videosorveglianza sono state già acquisite dai carabinieri che hanno avviato le indagini e le stanno
stanno proprio visionando, proprio alla ricerca di qualche indizio per poter risalire a questi ladri che ovviamente sono venuti qua e poi si saranno spostati per mettere a segno altri furti, probabilmente, come vi dicevo, proprio anche agevolati dal fatto che ci sono stati dei ponti, quindi alcune aziende hanno chiuso per alcuni giorni, ci sono anche molti pochi lavoratori, così come ovviamente nelle aziende che vengono prese di mira spessissimo anche nelle abitazioni della provincia. Quindi ci dicevano comunque forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione e che stanno insomma potenziando proprio i controlli. Lo hanno sempre fatto proprio durante queste festività, ma come dicevi tu, direttore, è difficile poi arginare un fenomeno come questo. La videosorveglianza, ci dicevano i carabinieri, è fondamentale perché con questa si riesce in qualche maniera a identificarli. Le indagini sono in corso, le denunce sono state già presentate dai 3 imprenditori e loro insomma ci dicevano sarebbe magari, perché io ho chiesto maggiori controlli, loro dicevano ma più che maggiori controlli forse sì, qualche passaggio magari in più, perché però questa è una zona abbastanza isolata e ripeto con pochi valori all'interno, per cui magari non ci si aspetta l'irruzione dei ladri, però ovviamente imprenditori che adesso sono preoccupati, ripeto, proprio per i danni che provocano questi malviventi, più che per il bottino che poi possono portare via. Qui da Quinto è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizzia. Vediamo a proposito di aziende la prima pagina del Mattino di Padova, interdittiva antimafia alla ditta che ristruttura con i fondi PNRR. Nel mirino i lavori di ristrutturazione del condominio ERP di via Pizzamano. Torniamo al 1° maggio, c'è stata una grande manifestazione dei sindacati a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia. Ovviamente erano presenti anche esponenti del sindacato del Veneto e molti lavoratori arrivati dal Veneto. Monfalcone è un luogo di confine, non solo geografico, ma di incontro, di culture, di sensibilità, di etnie, di religioni diverse, una grande piazza per l'industria italiana, proprio in una fase in cui noi pensiamo serva una nuova visione di politica industriale per aiutare questo Paese a consolidare la base produttiva e la capacità di produzione di eccellenza. 1° maggio oggi a Monfalcone perché c'è bisogno di giustizia sociale, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di una nuova Europa che dia diritti e tutele a tutti. Un'Europa di 27 paesi che può diventare una grande potenza economica e dare welfare a tutti i cittadini del proprio territorio e del proprio continente. In più abbiamo un problema in questo Paese che si chiama sicurezza sul lavoro. Anche ieri un altro morto sul lavoro, non è possibile continuare in questo modo. C'è bisogno di nuove regole anche pensionistiche per tutelare coloro che stanno lavorando a 68 anni. Nella nostra pelle e nel nostro cuore c'è l'ennesima morte sul lavoro che è accaduta ieri. La sicurezza sul lavoro per noi è elemento fondamentale e non molleremo mai, perché il nostro obiettivo è creare cultura della vita. Oggi è anche la festa dei lavoratori, la festa delle lavoratrici. Noi siamo qui per rimarcare i diritti e i lavori che noi abbiamo fatto fino adesso e nello stesso tempo però renderci conto che c'è un mondo che sta cambiando, un mondo che ha bisogno di inclusione, un mondo che ha bisogno di diritti. I diritti, Giorgia Meloni ha parlato ieri dell'aumento dell'occupazione, 500.000 posti in più, e ha ringraziato il Presidente Mattarella per le parole che hanno riguardato proprio il lavoro, dove però manca la sicurezza e su questo chiedono una maggiore attenzione i sindacati e dove certo non c'è un'occupazione piena. E siamo andati a sentire qual è la situazione nel Vicentino con Mariano Rigotto, che è presidente di Confimi Vicenza. Produzione, industria, lavoro, tutto è legato dal filo dell'economia. Nel Vicentino, patria dell'export, la situazione geopolitica è determinante e oggi è quanto mai complicata.
Abbiamo un 35% di aziende che dichiarano una sostanziale diminuzione del lavoro, un 20% di stabilità, un 15% però che in provincia dichiara anche di avere una crescita nonostante tutto. Nonostante il costo del lavoro, nonostante la continua inflazione che ha causato una frenata sempre più forte, eppure il 15% di aziende nel Vicentino dichiara una crescita di fatturato che poi si traduce in ricerca di personale nel secondo trimestre dell'anno. Proprio da questi dati abbiamo che nel secondo trimestre nella provincia di Vicenza sono previste circa 19.500 nuove assunzioni. Di questo numero il 50% è sull'industria e di questa 50% il 65% sono richiesti figure specializzate. Nella provincia di Vicenza sono previste quasi 20.000 assunzioni e sono circa 6.500 le figure specializzate che si cercano sul mercato del lavoro. Da quello che rileviamo dagli imprese, su 100 richieste solo 53 riescono ad andare ad obiettivo nella ricerca del personale, quindi la difficoltà di trovare persone adatte al tipo di richiesta è sempre più difficile. C'è difficoltà a trovare personale specializzato. Appindustria Confimi prevede che questo problema ci sarà per almeno 20 anni. Abbiamo un dato fornito da Camera di Commercio, un'indagine dello scorso anno, che ci dà dal 2022 al 2027 ingressi e uscite, perderemo 11.000 posti di lavoro. Se aggiungiamo a questo il problema della denatalità, il problema è enorme per i prossimi 20 anni. Per risolvere il problema della denatalità, Appindustria Confimi punta a professionalizzare anche i richiedenti asilo. 2 i corsi sperimentali al via, ognuno per 12 persone. Il primo di assemblaggio, il secondo per la saldatura. 2 tipi di specializzazioni particolarmente richieste dalle aziende vicentine. Sono circa 100 ore di percorso formativo che poi si tramuteranno in stage nelle nostre aziende per poi essere assunti nelle nostre aziende associate. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, e il 1° maggio è in genere anche un'occasione per fare qualche gita per cercare di rilassarsi, però è stato guastato dal maltempo ieri, ma sentiamo cosa pensano il 1° maggio i vicentini. Il 1° maggio è festa dei lavoratori e faccio gli auguri a tutti quanti chi riesce ancora a lavorare. E direi che la nostra politica invece rivolta nel nostro negozio è di aver scelto delle ditte che lavorano in Italia per far lavorare i nostri ragazzi italiani. Sicché questa qua è una cosa positiva. Cosa farò il 1° maggio? Dipende dal tempo. Il tempo, se ci lascia andare fuori da Vicenza, ben volentieri andiamo, così lasciamo anche l'area di Vicenza un po' meno inquinata. È una giornata di relax, secondo me, tutti dovrebbero avere la possibilità di usufruire di questa giornata di riposo e io in primis vado con la corriera, un viaggio organizzato, andrò a vedere il mio lago di Braies che tutti dicono meraviglioso, ma io devo ancora vederlo. Il 1° maggio sì, naturalmente è festa dei lavoratori, è un giorno per noi anche di riposo, perché vedete ultimamente teniamo chiuso quei giorni lì anche per dare spazio a tutti quanti i collaboratori che lavorano con me e possono stare a casa con la propria famiglia, che è la cosa più bella. Dunque sarà un giorno sì, festivo per noi, insomma, ecco, per tutti. Mangiare in famiglia? Mangiare in famiglia, naturalmente, sì, facciamo cose belle che si fa in famiglia, ecco. Sì, per noi è un giorno importante perché lavoriamo molto di più e cosa fai? Lavoriamo, praticamente produciamo più gelato possibile per far sì che la gente venga ad acquistarlo. E sì, è un giorno per noi è importante, sì, ma più che altro perché lo lavoriamo, ma purtroppo non possiamo festeggiarlo. So che è una giornata importante, è giusto che chi ha lavori differenti che se lo goda in pieno. Si parla tanto di dovere al lavoro, ma qui tante volte ci dimentichiamo che abbiamo bisogno anche degli aiuti per poter lavorare in maniera sana. Questa giornata la dedicherò anche alla mia famiglia, perché il mio lavoro mi toglie tanto anche alla famiglia, ma è una scelta che io ho fatto e che continuerò a fare per il mio futuro, e quindi io quella giornata
giornata la dedicherò alla mia famiglia e a stare insieme. Andrete fuori all'aperto, quale mete preferite? Se il tempo prevede sicuramente andremo fuori, magari il lago di Garda, il mare, ma sicuramente una giornata all'insegna del relax e della serenità che ad oggi ne abbiamo veramente tutti tanto bisogno. Intervista di Daniele Garbina. Andiamo da Valentina Visentin a Vigonza perché sono state date alle fiamme nella notte 2 auto dell'ufficio tecnico comunale. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, alle mie spalle le 2 auto bruciate del capo ufficio tecnico comunale di Vigonza, un atto vandalico perché quasi sicuramente si parla di dolo, c'è un'indagine dei carabinieri in corso, lo vedete il nastro rosso e bianco che delimita l'area in cui si è sviluppato l'incendio nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, erano le 3 di mattina del 1 maggio quando appunto gli residenti, il capo ufficio tecnico del comune di Vigonza si è svegliato vedendo entrambe le auto divorate dalle fiamme con danni ingenti, anche vedete le fiamme hanno lambito l'abitazione, sono state spente appena in tempo dai carabinieri, ci potevano essere anche ripercussioni ben più gravi. Si tratta di un vile atto nei confronti di questo l'impiegato comunale che come ci ha raccontato a microfono anche il sindaco Gianmaria Boscaro era stato nei giorni, le settimane scorse anche minacciato verbalmente. Proprio questa mattina il sindaco ha presentato un esposto in procura, abbiamo provato a sentire se volevano rilasciarci una testimonianza, ma sono veramente molto provati da quanto è accaduto. Allora abbiamo sentito questa mattina il sindaco Gianmaria Boscaro che ha ricostruito per noi la vicenda. Io da Vigonza restituisco la linea allo studio e vi lascio con la cronaca e le parole del sindaco di Vigonza su questo atto vandalico. Le fiamme divampate nella notte hanno divorato e distrutto le 2 auto parcheggiate in giardino. La paura per il capo dell'ufficio tecnico comunale Enzo Ferrara, preso di mira. Si tratta di un atto doloso provocato molto probabilmente da un liquido infiammabile. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, questa mattina ha presentato un esposto in procura. È un atto gravissimo e ho depositato un esposto proprio a tutela dell'ufficio e della struttura comunale e in particolar modo del capo ufficio tecnico per portare a conoscenza della procura appunto gli ultimi eventi, dopo che avevamo già fatto un esposto a febbraio perché il capo ufficio tecnico era stato oggetto di minacce e di atti persecutori e quindi la situazione ora però è precipitata e non possiamo accettare assolutamente una situazione del genere sul nostro territorio. Non è la prima volta che il capotecnico viene preso di mira. Nelle scorse settimane aveva ricevuto esplicite minacce da parte di alcune persone. Ora le indagini dei carabinieri dovranno accertare se ci sia un collegamento tra i 2 fatti. Su questo ci sono le indagini in corso e mi permettete anche di ringraziare l'Arma dei Carabinieri con cui siamo a stretto contatto e che fin da subito si sono mossi per individuare i responsabili e stanno vagliando delle piste investigative con anche degli elementi probatori forniti anche dal comune ma anche da altri residenti per cercare di individuare i colpevoli in maniera certa. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto l'abitazione, l'intervento dei vigili del fuoco ha risolto in poco tempo l'incendio, le 2 auto, una BMW e una Renault Clio della moglie del capo ufficio tecnico sono state completamente distrutte. È scosso anche se ha un carattere molto forte e quindi ha deciso anche oggi di essere in servizio proprio per non piegarsi davanti a queste minacce. Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza. Torniamo di nuovo a Vicenza perché ormai conto alla rovescia per la grande adunata nazionale degli alpini che si svolgerà dal 10 al 12 maggio. Ovviamente si parla anche di interventi della task force sanitaria, dalle squadre a piedi ai punti di assistenza sul territorio, al potenziamento dei mezzi, perché insomma 400.000 persone che arrivano a Vicenza non sono poche e quindi ci dice tutto Luisa Bertini.
Tutto è pronto per la 95esima adunata che sarà ospitata dal 10 al 12 maggio qui a Vicenza, e anche per quanto riguarda il sistema sanitario e dei soccorsi è tutto già predisposto. Siamo in compagnia del direttore del SUAM 118 Federico Politi. Ecco, questa stanza che cosa diventerà e come vi state organizzando? Questa stanza diventerà il coordinamento medico di quella che sarà l'attività del 118. Nella stanza a fianco invece avremo la centrale operativa che gestirà tutte le ambulanze che ovviamente ruoteranno in funzione delle esigenze della popolazione e anche di questi alpini che verranno a farci compagnia in questo periodo. Oltre a questo noi avremo dislocati dei posti medici avanzati, diciamo che sono delle strutture che servono più che altro alla popolazione per visite, per problemi, per poter avere una ricetta medica o una visita, controllo della pressione, e anche per situazioni di emergenza in cui dovesse capitare qualcosa. Sono forniti di tutte le attrezzature per poter gestire anche situazioni molto gravi. Su queste poi ruotano le ambulanze che andranno a prelevare i pazienti per portarli poi verso l'ospedale. Avremo un ospedale da campo che può gestire anche pazienti di livello superiore, che è gestito dall'Associazione Nazionale Alpini Squadra Sanitaria, Sanità Alpina, e poi ovviamente su tutto questo avremo delle squadre a piedi che ruoteranno per la città di Vicenza e che saranno sempre gestite dal 118 per poter portare prontamente, anche in mezzo alla folta presenza di alpini che ci saranno nel centro storico, e fare da passaggio con un'eventuale ambulanza qualora ve ne fosse la necessità. Il tutto coordinato e collegato via radio, e in più ci saranno delle piazzole per gli elicotteri? Allora, tutto è georeferenziato, quindi ogni radio ci consente di vedere esattamente la posizione e quindi l'assoluta precisione nel portare soccorso alle persone che ne avessero bisogno. Tutti i posti medici avanzati, ad eccezione di quello di domenica che sarà situato in via Torino, sono tutti dotati di zona atterraggio per il soccorso, in modo da consentire anche un eventuale smaltimento di pazienti qualora questi superassero le capacità di risposta della nostra azienda. Ecco, una task force vera e propria per i soccorsi e l'assistenza sanitaria durante l'adunata, e a proposito di questo abbiamo sentito anche la voce del primario di anestesia Vinicio Danzi. Per quanto concerne invece il potenziamento all'interno delle strutture, abbiamo potenziato soprattutto la rete tempo dipendenti, quindi cardiologia, neuroradiologia interventistica, ma anche psichiatria, psicologia, perché spesso in queste situazioni si creano anche degli scompensi, soprattutto in alcuni giovani, o alterazioni che possono richiedere anche il loro supporto, e sono state potenziate logicamente i pronto soccorsi, terapie intensive, pronti a recepire un aumentato. Questo è supportato anche dalle aree SPOC, anche Arzignano e le altre aree supportano il centrale come azienda unica, quindi tutto il gruppo supporterà dal punto di vista sanitario questa azione. Quindi grande attesa per le penne nere a Vicenza. E a proposito di militari, non sarà il generale Roberto Vannacci il capolista della Lega alle prossime europee, è finito al 14° posto. Capolista sarà l'europarlamentare Paolo Borchia, veronese. Sentiamo cosa ha detto Alberto Stefani a riguardo, cioè che si è deciso di scegliere uomini del territorio. Candidati che vengono dal territorio. La Lega Veneta è il partito delle comunità, dei territori, delle comunità territoriali, e abbiamo scelto di investire in figure che vengano da questi territori con un loro percorso politico, e figure che hanno anche avuto magari altre esperienze politiche. C'è chi è parlamentare, chi è uscente in Europarlamento, chi rappresenta invece degli enti comunali molto importanti, quindi una scelta legata al territorio, così come è giusto che sia in Liga Veneta. Ci sono alcuni leghisti veneti che hanno alzato le barricate dopo l'ufficializzazione del nome di Vannacci, perché dicono che non è un sostenitore dell'autonomia, che insomma ha delle idee anche quantomeno. Sì, ha parlato appunto di classi differenziate per i disabili. Lei cosa risponde a queste critiche? Ma innanzitutto Vannacci è una candidatura indipendente, come esistono sempre candidature indipendenti alle elezioni europee.
l'ho visto che Sgarbi si candida con Fratelli d'Italia, non penso che Sgarbi sia un tesserato di Fratelli d'Italia, quindi è normale che ci possano essere queste candidature. Poi il partito è ovvio che investirà nei propri uomini e nelle proprie realtà, quindi è normale che anche dal punto di vista partitico poi il partito difenda e porti consenso ai propri candidati del territorio. Poi Vannacci è una candidatura indipendente e fa il suo percorso. Siete preoccupati dal suo... Era un'intervista del segretario regionale della Liga Veneta, Alberto Stefani, che sta seguendo moltissimo anche l'autonomia, che è arrivata alla Camera dei Deputati. Intanto torniamo alla cronaca, andiamo a Mestre, perché vandali in azione ancora una volta. Sentiamo in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Francesco Tagliapietra, il presidente della municipalità di Chirignago Zelareno, e ci troviamo proprio a Villa Ceresa, che è ubicata poco distante da Via Giustizia, l'ormai famosa via per cui sono stati denunciati più e più volte situazioni di bivacco, di grado e atti di vandalismo, sia da parte dei titolari delle varie carrozzerie che anche dal titolare del ristorante L'Amelia, che ha subito pochi furti in pochissimi giorni. Ebbene, anche la villa è stata presa di mira dai vandali, prima nella notte tra domenica e lunedì, dove sono state fatte delle scritte con lo spray, e poi addirittura nella notte tra lunedì e martedì, dove sono riusciti ad entrare, prendere gli estintori e poi utilizzarli come ariete una volta fuori in via Miranese, lanciandoli contro le pensiline di ACTV e poi contro anche i bidoni della spazzatura. Allora, Tagliapietra, l'amministrazione su questo sta intervenendo, è intervenuta sull'illuminazione, su molto altro, e anche chiudendo subito con delle catene abbastanza impegnative, abbastanza, insomma, le vediamo qui perché sono belle grosse, per cercare di impedire qualsiasi ulteriore ingresso. Sì, non solo, buongiorno a tutti, sì, non solo con le catene, si è prontamente subito ripristinata la situazione dei vari serramenti che erano stati divelti. A breve verranno sostituiti perché è stato già fatto l'ordine. Evidentemente questo è un momento che lo chiamo un triste momento, ha portato che con gli estintori hanno divelto e rotto dei vetri dei due pensilini in via Liguria e via Piemonte, ma sono stati subito e prontamente sistemati da parte di AVM, e ovviamente subito ripristinata con Veritas tutti i vari punti della raccolta dei rifiuti. È un momento che di certo va controllato. La polizia locale, fra l'altro, con le telecamere poste lungo la via Miranese, sta facendo delle valutazioni di coloro che potrebbero potenzialmente essere i colpevoli, e quindi diciamo che la polizia locale è intervenuta altrettanto in maniera immediata, come lo è, come dicevi tu, in via Giustizia, facendo dei controlli mirati, ma anche ponendo un controllo ripetuto con delle pattuglie che interessano ovviamente tutta via Giustizia e che e sono state vicine sia alla carrozzeria moderna che all'Amelia romana per quanto riguarda purtroppo le denunce, ma si sono prodigati e sono andati subito nel luogo per relazionare e avere una sorta di documento su cosa era accaduto. Ecco, Presidente, c'è poi la questione della vendita della villa. Già da qualche tempo che se ne parla, addirittura qualcuno aveva proposto come soluzione di utilizzarla come mensa per i poveri, un'idea che lei non condivide molto. Io l'ho già detto, io ricordo molto bene quando qui a Villa Ceresa c'era la festa dei fiori, quindi riportare per questa comunità un momento importante, ma non solo questo momento importante, anche altri momenti per farla rivivere. È un parco meraviglioso, un parco manutentato costantemente, è un parco dove oggi vediamo la sostituzione è avvenuta poco tempo fa di 24 punti luce, ovviamente a LED, ma
che fa capire quanto l'intensità della luminescenza sia cambiata e quindi porti minor degrado, anzi lo elimina in qualche modo. Evidentemente il nostro controllo è quello del presidio costante attraverso forze dell'ordine e anche dei cittadini. Ecco, un'ultima domanda veloce prima di restituire la linea. A proposito di presidio, più volte è stato chiesto addirittura un presidio 24 ore su 24, che sappiamo essere difficile, però la situazione forse lo richiederebbe. Allora, io sono stato dalle due aziende, dalle due attività che hanno avuto queste frazioni, la polizia locale si sta muovendo in maniera determinante, forte, ed è sui luoghi di tutto il territorio il più possibile. Ricordiamo che il presidio è una questione costante, presidio fisso non mi esprimo in questo momento, ma so per certo che parlandone appunto con i vertici della polizia locale abbiamo monitorato e stiamo monitorando in maniera puntuale l'area, questo senza ombra di dubbio. Ecco, ricordiamo che a notizia di pochi giorni fa al vaglio ci sarebbe anche l'idea di progettare una moschea proprio nell'ex Falegnameria, che è ormai diventato luogo di bivacco e spaccio in via Giustizia, ma ovviamente bisognerà esaminare tutte le possibilità del caso. Ne abbiamo parlato appunto qualche giorno fa. Se poi il progetto sarà approvato e verrà realizzato, verrà confermato appunto nelle prossime settimane, eventualmente nei prossimi mesi. Ringrazio il presidente Tagliapietra. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Buona giornata. Chiori a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Restiamo a Mestre e facciamo un aggiornamento sulla l'annosa vicenda di via Giustizia. Vediamo. In via Giustizia a Mestre potrebbe sorgere una moschea. Dove? Proprio nell'ex Falegnameria, luogo di rifugio per sbandati e tossicodipendenti che da anni rendono la vita impossibile a chi lavora e transita nella zona, anche per la presenza del drop-in. Mi sono arrivate delle proposte da alcune persone, io ho ben accolto queste proposte, sono venuto a vedere questo posto e potrebbe essere una soluzione sia per le persone che vogliono avere un posto di culto, sia per tanti italiani che comunque molto spesso vedo che si lamentano perché in zona Intiasparo, comunque a Mestre ci sono tanti bengalesi che si radunano. Questo potrebbe essere una soluzione anche per le donne che si vedono, magari facciamo dei laboratori, magari facciamo dei corsi, facciamo delle cose per farli in modo da viverli una vita, diciamo, dignitosa. Io sono sempre stato contrario ai luoghi di culto sotto i condomini, dentro un garage, dentro i capannoni, perché non dà dignità alla persona, perché chi va a pregare cerca un contatto con Dio e vuole stare tranquillo, quindi avere un posto dignitoso, bello, dove andare a passare del momento di tranquillità è una cosa, secondo me, che ogni persona deve avere diritto. In questo modo il vantaggio sarebbe doppio: un luogo di aggregazione in più per la comunità bengalese e la riqualificazione della zona, ma, evidenzia Aulader, dipenderà molto dal comune. Io colgo l'occasione per chiedere alle istituzioni che comunque ci diano una mano se è possibile. Non chiediamo soldi, non chiediamo niente, chiediamo solo le autorizzazioni, le cose scritte, perché se dobbiamo investire dei milioni vogliamo avere la certezza che questo posto sia un posto stabile e tranquillo. Un'idea accolta favorevolmente anche dal titolare della carrozzeria, che da anni denuncia la situazione chiedendo un intervento. Parlando con lui ha una bella idea. Qua bisogna essere presenti giorno e notte, bisogna veramente, se si fanno delle cose per disincentivare tutte queste cose strane che succedono durante il giorno, durante la notte, io sono ben favorevole e sono disposto anche a collaborare. Il Papa ha detto che ci dobbiamo rispettare, dobbiamo essere, la vita è una solo, possiamo volersi bene, non dobbiamo farci la guerra, dobbiamo volersi bene. E poi un ulteriore appello al comune. Penso che voglia risolvere, penso che sia il momento di farlo, che sia il momento di dare una dignità a chi lavora in via Giustizia, a chi ci vive da anni. Eh sì, sarebbe ora. In regia oggi Renato Cappoia e Andrea Basso. Andiamo a Padova, dove c'è stato un violento acquazzone, pesanti disagi nel quartiere di Montà, soprattutto dove alcune strade si sono trasformate in torrenti. Chiara Gagliani e Andrea Benetti sono andati in via Gessi e via Carinaldini questa mattina a vedere com'è la situazione. Via Gessi è stata completamente svuotata dall'acqua, ma venite con noi a vedere che disastro ha fatto questa notte l'acqua in questa abitazione.
che non rispondono, poi a un certo punto... È un disastro casa sua? È un disastro in quanto fino alle 3 di mattina io mi ero alzato per vedere, perché comunque c'era una pioggia di una certa intensità ed era tutto a posto. Poi a un certo punto evidentemente gli scarichi della strada, quindi tutta la rete idrica è andata in tilt. Io ho il sistema di pompe per quanto riguarda la mia abitazione, ma nel momento in cui il sistema idrico va in tilt e quindi l'acqua mi entra dalla strada, chiaramente il mio sistema non è sufficiente a smaltire l'acqua del quartiere e quindi come una cascata nell'arco di 10 minuti è entrato 1,60 m d'acqua in tutto il seminterrato. Noi abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono stati assolutamente veloci, tempestivi ed efficienti. È venuta una squadra, mi pare si chiami Uscita 3, mi pare sia, che non finirò mai di ringraziare per solerzia, per... Bravo. E questa Quindi ricominciamo, a rimboccarsi le mani. Questo è un computer. Per contro devo dire che a fronte di chiamate alla protezione civile chiedendo se come alternativa poteva esserci questa squadra di intervento, con tutto il rispetto ai corpi volontari che fanno un'opera meritoria, ci hanno detto che la protezione civile apre alle 7. Il problema è successo alle 4. Credo ieri sera di aver visto che eravamo in allerta gialla per danni idrogeologici. Ecco, qui siamo al Civico 21, guardate dove è arrivata l'acqua, questo è il segno sul muro ben visibile, era da qualche anno che non accadeva, purtroppo tutta questa abitazione è inagibile perché spesso e volentieri quando c'era tanta acqua l'acqua entrava anche all'interno. Ci siamo svegliati questa mattina, era tutto completamente sommerso dall'acqua. Qui era completamente pieno e l'acqua mi arrivava circa fino a qui, uscendo qua in strada. E perciò è arrivata fino dentro e mi è arrivata dentro in casa, lì nella palestra sotto, nel garage. E mi hanno passato un paio d'ore fino adesso per cercare di liberare, svuotare l'acqua e asciugare, cercare di recuperare quello che si recupera. Ecco, i tombini sembrano liberi. I tombini sembrano liberi, sono uscito subito con questo ferro qui per provare a vedere se erano ostruiti e liberarli, ma invece sentivo che passava, perciò probabilmente non riceveva lo scarico. Stanotte io mi sono svegliato in 2 o 3 occasioni e sentivo l'acqua arrivare giù molto veloce, probabilmente è piovuto molto in tratti brevi, immagino, perché io sentivo tanta acqua arrivare. Non pensava che le fosse entrata in casa? No, questo no, perché non era mai successo a me, perciò non me l'aspettavo proprio. Ottimo lavoro di Chiara Gagliani e Andrea Benetti, i nostri operatori sempre in prima linea. Penso per esempio a Simone Merlo che nel giorno della visita del Papa insieme a Lorenzo Maier era lì nel posto giusto al momento giusto per l'intervista esclusiva di Media Nord-Est al Pontefice. Ma restiamo sul maltempo perché anche nella Marca ha colpito, c'è stato uno smottamento ed è piombato dalla scarpata della tangenziale sulla sottostante via rotonda laterale della Castellana. C'è stata una frana, come vedete. L'episodio è stato segnalato poco prima delle 7 del mattino di oggi al confine tra i comuni di Treviso e Paese. Sono in corso le operazioni di ripristino, intervenuti sul posto i carabinieri di Treviso. Piccolo smottamento, in realtà però quanto basta per creare disagi e per temere altri fenomeni di questo genere. È stata quindi una primavera anomala anche per colpa di cambiamenti climatici che diventano sempre più evidenti. Da qui l'importanza anche in montagna di stare molto attenti, di darsi delle regole, di capire qual è la situazione del meteo. La montagna non tradisce perché la montagna è un ambiente inerte. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, essere in grado di interpretarla in modo differente rispetto a quello che avevamo. La montagna è cambiata. Le prime sentinelle della montagna sono loro, gli uomini e le donne del CAI, Club Alpino Italiano. A parlare per loro è il presidente del Veneto. Diversi sono i tempi e i modi, ma anche la fruibilità della montagna, ci racconta.
più persone affrontano la montagna. Un cambiamento di cui serve essere consapevoli e che va interpretato. Se in pianura le temperature sono aumentate di 1,5 gradi, in montagna si arriva fino a 4 gradi in più. Il cambiamento climatico ha trasformato gli ambienti e la stessa neve. Sicuramente dovremmo studiarlo, dovremmo confrontarci tra soccorso alpino, guide alpine, istruttori dell'alpinismo, tutte quante le persone di buona volontà, per darci una regolamentazione differente rispetto alla precedente che debba tenere conto, fare in modo che si tenga conto anche di questi cambiamenti climatici. Se non faremo questo potremmo includere sicuramente su un fatto estremamente pesante, che è quello che la natura con le sue regole, che noi poco conosciamo, ci mette in difficoltà. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia della Marmolada che il 3 luglio del 2022 ha causato la morte di 11 persone. Mettendo insieme tutte quante le competenze, le risorse e andandosi a parlare di questo fatto fra persone esperte, riusciamo a farne fronte. Servizio di Anna De Roberto. Stanno crescendo in Veneto i casi di sovraindebitamento delle famiglie. Spesso per una questione di pudore e vergogna le persone non chiedono aiuto e succede che si arrivi a farlo quando ormai si è tentati di ricorrere a dei gesti estremi. Lo dicono i fondatori dell'associazione Liberi dal Debito. L'indebitamento delle famiglie italiane verso banche o finanziarie, stando ai dati di Banca Italia, nel 2023 è cresciuto del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel nostro paese si calcola un sovraindebitamento del 15%, dato che può essere calato anche nella realtà veneta. Ma cosa si intende per sovraindebitamento? Non posso più, con quello che ho, con quello che guadagno, con quello che posso mettere a disposizione, pagare i debiti che ho. Gianmario Bertollo, insieme alla moglie Maria Sole Pavan, ha fondato l'associazione Liberi dal Debito con l'obiettivo di aiutare cittadini ed imprenditori ad uscire dall'incubo dell'indebitamento. 211 ad oggi le famiglie aiutate dalla loro organizzazione Legge3.it, ma sono 1500 le pratiche in lavorazione. Che è brutto definire le pratiche, perché stiamo parlando della vita delle persone. No, neanche di storia, proprio della vita, delle famiglie. Sono storie di difficoltà per malattie familiari, per lutti di famiglia, per perdite del lavoro perché l'azienda in cui lavoravo è chiusa, per perdite del lavoro perché è arrivata una pandemia e ci ha fatto chiudere tutti. Il percorso che porta a chiedere aiuto spesso è molto lungo e difficile da intraprendere. Intanto non è facile arrivare a dire ho i debiti. Ho un problema di debiti e quindi ho bisogno di aiuto. Subentra sempre quella che è la vergogna. Si arriva a chiedere aiuto quando non ci sono più vie d'uscita, spesso quando si è anche tentato di porre fine alla propria vita. A volte però è troppo tardi. Un nostro collaboratore aveva appuntamento con un cliente e la mattina stessa il padre chiama e dice mi scuso ma del poco preavviso ma mio figlio non potrà venire in appuntamento oggi. Non c'è nessun problema, lo rifissiamo. No, non potrà venire mai più. Scusa, mi commuovo ma... In Italia, tra gli ultimi paesi in Europa ad aver adottato un provvedimento simile, dal 2012 esiste la legge 3 che interviene proprio in aiuto dei casi di sovraindebitamento. È una legge che dà le possibilità alle persone sovraindebitate di avere una seconda vita. È quella legge che è stata soprannominata in Italia la salva suicidi. È indicativo. È indicativo anche del nostro modo di vedere questa situazione di sovraindebitamento. In Spagna si chiama seconda opportunità. Tutta colpa del coronavirus. Opera prima, gli ospiti della casa di riposo di San Giuseppe di Orgiano diventano attori per un giorno. Anche la regina Elisabetta va via la corona, ma non la semia morta per il virus. Mamma mia, la sei proprio una roba seria. Altro che seria. Inoltre qua in casa di riposo non avevo mascherine, guanti, disinfettanti, tamponi, niente di niente.
A distanza di oltre 4 anni dai primi casi di coronavirus registrati in Italia, gli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di Orgiano hanno voluto ricordare quei momenti drammatici che tanto li hanno spaventati in quel terribile periodo. Da bersagli preferiti dal virus mortale, oggi sono loro i soggetti fragili a bersagliarlo di frasi ironiche, tentando di esorcizzare quei momenti con un'opera autoprodotta in sede. Tutto colpa del coronavirus. Gli ospiti diventano attori per un giorno in una commedia messa in scena grazie ad una regista volontaria e dedicata a se stessi. Coronavirus! Sbarrate le porte! Tutti in quarantena! La prima domanda come da protocollo. Sì, tu incinta? Ma dai, dottore, Dio Spirito Santo forse? 3 robe. Mettere la mascherina, lavarsi le mani con l'acido ialuronico e in ultimo, se ti vedi qualcuno che lo va, bisogna girarsi di colpo, così te lo freghi. Partendo da spunti di episodi vissuti, l'opera diventa parodia e apoteosi di fraintendimenti, il tutto espresso in forma dialettale veneta, la più efficace e diretta, un intricato gioco degli equivoci preso a prestito dalla commedia dell'arte. Ma no, cosa avete capito? Negativo vuol dire che non c'è il coronavirus. Non te lo vecchia pace, Peccatori, pentitevi dei vostri peccati. Guarda che bellezza, stai in sta casa di riposo. Qua siamo tutti pentiti e siamo tutti salvi. Complimenti a questa compagnia teatrale. Salutiamo e facciamo le felicitazioni a Stefano Marrone e a Giulia Vazzoler, che sono spesso ospiti di Focus. È nato Giovanni Marrone, figlio di Stefano, avvocato, presidente dei legali della Riviera del Brenta, e di Giulia Vazzoler, che è una nota pianista. Ovviamente ai nostri amici tutte le felicitazioni della nostra redazione di Focus. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi parliamo dei sindaci, in particolare delle sindache, con la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, e con la candidata sindaca di Roncade, Vivian Moro. A tra poco, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, grazie per aver scelto la nostra edizione mattutina dei telegiornali. Abbiamo qui in studio, come vi dicevo, la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. Buongiorno, grazie molte. E la candidata sindaca di Roncade, Vivian Moro. Buongiorno a tutti. Grazie molte. Allora, e parliamo ovviamente alle viste sono alle viste le elezioni comunali, oltre a quelle europee. Adesso si sta parlando molto di candidature delle elezioni delle europee, però appunto in tanti comuni del Veneto si vota e quindi abbiamo una sindaca e una aspirante sindaca, assessore alla cultura del comune di Roncade, Vivian Moro. E sentiamo quindi quali sono intanto i problemi di chi fa il sindaco, perché abbiamo titolato "Fare il sindaco non è una passeggiata", tant'è vero che le candidature dei sindaci bisogna andare lì un po' col lanternino, perché non tutti sono disposti ad affrontare un percorso che sempre, in genere, è molto accidentato, no? Sì, devo dire che è un'esperienza bellissima, entusiasmante, che restituisce molto, però allo stesso tempo è un percorso in salita, perché qualsiasi cosa si affronti c'è purtroppo sempre un problema più o meno nascosto, e quindi le persone che poi assieme devono collaborare per uscire da questa difficoltà sono molte. Per questo diventa importante quello che diciamo sempre è il lavoro di squadra, mettere in rete le persone.
la burocrazia e tutta la macchina si cerca sempre di snellire, di andare verso la digitalizzazione, la semplificazione dei processi, però purtroppo si verifica l'esatto contrario. Anche all'inizio dell'anno siamo stati bloccati tra CIG, Smart CIG, quindi tutte delle procedure che sono indispensabili anche per un semplice affidamento, però è chiaro che se dal governo centrale i processi, anziché essere più semplificati, sono sempre più complessi, diventa anche difficile istruire il personale che già oggi è molto in sofferenza. Devo anche dire che al di là di quelli appunto che sono i problemi quotidiani che i sindaci devono affrontare, in primis quello che riguarda l'ambito del sociale, c'è anche un problema che riguarda la carenza di personale che lavora nelle nostre strutture, e quindi anche in questo senso il messaggio che noi dobbiamo cercare di dare è quello di una pubblica amministrazione che deve essere sempre più appetibile, perché lavorare nel proprio territorio, per il proprio territorio, che sia dalla parte politica piuttosto che dalla parte più tecnica amministrativa, è comunque un'esperienza bellissima, perché restituisce proprio ai cittadini o a delle persone tutti quei servizi che noi siamo lì appunto per cercare di dare al meglio. Quindi mi sento anche come amministratore di riuscire a far passare questo messaggio, perché è chiaro che più persone vogliono venire a lavorare nell'ambito della pubblica amministrazione, migliore è poi l'offerta che noi riusciamo anche a ritornare al territorio. Vivian Mauro conosce molto bene la pubblica amministrazione perché è assessore al comune di Roncade e si è candidata a sindaco. C'è questo problema delle pastoie burocratiche, delle carte bollate, insomma di tutti quei lacciuoli che in effetti imbrigliano nel nostro paese, non soltanto i comuni, ma penso anche alle regioni, penso anche agli uffici pubblici in generale, certo, agli amministratori pubblici in generale. A noi piace dire che ogni decreto semplificazione sono 4 carte in più da compilare e oltre il pubblico chiaramente è un messaggio che passa facile, perché in un territorio come il Veneto, dove c'è molta impresa e quindi dove c'è molto privato che si interfaccia con il pubblico, è lì che trova il limite, cioè una burocrazia che è diventata talmente una macchina infernale per certi punti di vista che diventa asfissiante rispetto anche all'iniziativa che poi il pubblico proporre in un'ottica anche di sviluppo del territorio. Io peraltro lavoro in provincia di Treviso, quindi ho anche l'altro rovescio della medaglia, no? E chiaramente, come è appena stato anche ricordato bene prima dalla sindaca, tutta la questione degli affidamenti, con anche l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, una digitalizzazione che è stata chiaramente imposta di iniziare agli enti locali a partire dal 1° di gennaio con dei portali che però erano stati messi a disposizione ma che non funzionavano, avendo di fatto un blocco nei primi 2 mesi di tutta la parte di affidamenti della pubblica amministrazione impressionante. Basta guardare i dati rispetto all'anno precedente e ci si rende conto di quanto il fatto anche di chi poi proponga delle riforme ma al contempo non conosca la macchina nei suoi meccanismi più profondi, in realtà poi crei dei problemi rispetto al buon funzionamento della cosa pubblica. Però io dico sempre che a volte è proprio nel conoscere le regole che poi, quando le sai padroneggiare, in qualche modo trovi anche gli strumenti per rendere maggiormente flessibile la pubblica amministrazione. Purtroppo negli anni, gli enti locali è sempre stato compresso di più lo spazio di manovra e di autonomia che hanno. Credo che se riuscissimo a ritornare in un'ottica di dire che l'ente locale che è più vicino al cittadino, quindi in questo caso il comune, lasciare anche degli spazi di innovazione, io credo che si potrebbero realmente trovare delle soluzioni pratiche, concrete, che il cittadino e l'impresa potrebbe valutare da subito. Quindi alla fine ritorniamo sempre lì, in realtà riformare anche la parte istituzionale a volte può essere la chiave di volta. Allora, il rapporto poi con la comunità, no? Molte volte ho sentito dire ai sindaci fare il sindaco comunque è molto meglio che fare il parlamentare, perché sei, non certo dal punto di vista economico, diciamo dal punto di vista proprio delle relazioni, sei a contatto con la cittadinanza, spesso vieni sollecitato a fare meglio, molti invece sono quelli che dicono stai facendo benissimo, ovviamente si è esposti a critiche e anche ad apprezzamenti. Com'è il rapporto con i cittadini, Sindaco?
No, devo dire che il rapporto è costante per qualsiasi necessità e voglio anche sottolineare il fatto che secondo me è davvero importante fare l'amministratore locale, perché diventa una palestra per poi spiccare il volo verso delle posizioni diverse. Chi, ecco, secondo me inizia già da posizioni più verticistiche, più alte, forse non riesce a comprendere bene quelle che sono le necessità di chi invece tutti i giorni si deve rapportare con una popolazione che chiede aiuto, perché di fatto è questo. Diciamo che le associazioni piuttosto che le persone anche più anziane o più in difficoltà cercano sempre il sindaco piuttosto che gli assessori, perché tante volte si aspettano semplicemente anche un momento di ascolto, ed ecco che l'ascolto diventa fondamentale a noi, perché delle volte ci troviamo talmente tanto immersi nei problemi che non riusciamo ad avere un raggio d'azione, uno sguardo più ampio. Ecco che allora tramite questo costante dialogo si riescono anche ad intercettare dei bisogni che in quel momento magari si erano accantonati, non perché non fossero una priorità, ma perché si era semplicemente focalizzati su altro. Dall'altro lato questo ci permette anche di organizzare tutta una serie di iniziative che rispondono di fatto a quelle che sono delle esigenze reali e concrete, ed è bellissimo perché poi si ha un riscontro in termini di partecipazione, in termini di risposta concreta, che credo che sia una delle cose che riesca ad essere più appagante, al di là di quelli che sono gli aspetti economici, che credo che questi non vengano neanche messi in discussione, perché fare oggi l'amministratore locale è una missione e così deve essere, è un mettersi davvero al servizio della propria comunità a 360 gradi per quello che noi definiamo sempre il bene comune. Ecco, tra l'altro le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico, no? Ci sono cittadini che seguono costantemente i Consigli Comunali o è una, diciamo, sono eventi che interessano fino a un certo punto? Dipende un po' da quelle che sono le argomentazioni che si portano nei vari consigli comunali. Devo dire che quando si insedia una nuova amministrazione i primi consigli sono anche abbastanza seguiti perché c'è molta curiosità. Poi nel corso del mandato, ecco, da quello che ho potuto notare anche dalla mia esperienza tra i banchi della minoranza, ci sono delle tematiche ordinarie che diventano meno di interesse, altre che invece riguardano magari degli accordi pubblico-privati piuttosto che altre tipologie di scelte strategiche che invece richiamano l'attenzione. Noi come prassi, oltre ad avere appunto i consigli comunali aperti e comunicati con largo anticipo alla cittadinanza, abbiamo anche l'abitudine di caricare poi i nostri consigli comunali in modo tale che anche da casa in un secondo momento la cittadinanza possa sempre andarseli a rivedere. Credo che sia un momento di cittadinanza attiva molto importante per creare quel rapporto anche con i più giovani, che è difficilissimo, però che noi auspichiamo sempre che si avvicinino alla cosa pubblica. Allora in regia oggi ci sono Renato Capoia e Andrea Basso, vediamo un altro versante davvero molto delicato e che crea o aumenta i consensi, li può anche diminuire, no? Nelle amministrazioni comunali a seconda di come i comuni affrontano certi problemi. Qui siamo al degrado, siamo al vandalismo, oppure siamo, ne parliamo tutti i giorni, siamo anche un po' all'abbandono, l'incuria. Vediamo a Treviso, il quartiere Sant'Angelo, spazi verdi inaccessibili e la denuncia dei residenti che appunto sono sempre, a volte sempre pronti a protestare. Hai sede mattina? Sì. Sì. No, vieni qua, che dopo. No, perché il verde? Noi siamo al verde. Abbiamo il verde? La situazione è abbastanza difficile, è ormai davanti agli occhi di tutti, l'erba è alta, o meglio altissima, il degrado sta avanzando e sicuramente non è un bel biglietto da visita per il nostro quartiere. È un disastro, sono stanco, 11 anni che devo telefonare al consigliere, fammi un piacere, vedi, ma perché dobbiamo fare questo?
A regnare al Parco Ducale di Sant'Angelo, anziché i bambini e gli anziani che abitano nelle vie e nelle palazzine limitrofe alla vasta area verde del quartiere, sono l'erba alta e l'incuria che di fatto rendono l'area inaccessibile. Il parco attualmente è di proprietà di chi ha costruito gli immobili circostanti, gestore che quindi si occupa della manutenzione del verde e degli spazi comuni. Ente privato che si incarica di sfalciare l'erba una tantum, rendendo i periodi estivi e primaverili un incubo per chi frequenta la zona, anche perché con il caldo potrebbero insorgere problemi igienico-sanitari. Quello che chiediamo noi è una maggiore attenzione per la gestione del verde, quindi non trovarci a tagliare il verde ogni 3 mesi, ma quantomeno ogni 20 giorni. Anche perché molte famiglie qua hanno dei bambini che non possono accedere ai giochi, ci sono molti anziani che non possono accedere alle panchine. Il perché del degrado a cui si è arrivati è una questione lunga 20 anni, una convenzione in atto che dovrebbe sancire un accordo tra pubblico e privato. C'è una convenzione che è in sospeso, in stallo, che deve essere conclusa appunto dai primi anni 2000 e che ancora non si sta concludendo. I nostri uffici finalmente stanno prendendo in mano la situazione, pare che tra un paio di mesi gli ultimi collaudi saranno terminati, a quel punto alcune aree del parco saranno cedute al comune, quindi se ne occuperà lui per la gestione, altre però saranno in capo ai residenti che abitano qui intorno. Problema dunque ben noto a Cassugana, che sta cercando di porre fine alla questione, ma anche una volta stipulata definitivamente, la convenzione prevedrebbe che il comune sia titolare del verde solo in alcune zone, aprendo un ulteriore dilemma. Finora siamo qui a lottare con i proprietari ogni volta per chiamarli e farli venire a tagliare l'erba, ma quando poi questa convenzione andrà in porto, si dovrà creare un super condominio, si dovranno creare le condizioni per cui gli stessi residenti che abitano qui si debbano organizzare. Servizio di Edi Kaliman, l'erba alta, l'incuria, insomma tanti problemi nei paesi, nelle città. Vivian Moro, come sta andando la campagna elettorale? Adesso è cominciata ufficialmente, poi alla fine si tratta di poco più di un mese in cui succedono molte cose, no? Quindi vediamo anche nelle prossime settimane che cosa questa campagna elettorale ci riserverà. È anche vero che quando hai fatto, per esempio come nel mio caso, che ho già alle spalle 10 anni di amministrazione, quindi è anche simpatico l'approccio con i cittadini, perché in qualche modo erano già abituati a vederti prima, quindi quando ci sono anche magari delle manifestazioni a cui chiaramente uno deve andare, però se hai già in qualche modo la continuità di prima, in realtà ti strappa anche un sorriso, perché vai, sei sempre tu, ok, sei momentaneamente in un'altra veste, ma insomma non è di fatto cambiato nulla. Chiaramente è un momento importante perché raccogli molto, quindi puoi presentarti con le tue proposte, però in questa fase c'è anche, devo dire, anche con piacere noto che insomma anche i cittadini hanno voglia di venire a parlare, di confrontarsi, di darti le proprie idee, le proprie impressioni, anche dei suggerimenti, e quindi questo sicuramente è positivo. Chiaramente poi quando appunto sei anche amministrazione uscente ci sono anche delle cose che è bene valutare rispetto al fatto se è possibile poi mettere in campo un miglioramento rispetto a delle politiche che sono già state intraprese e che però invece necessitano appunto di avere qualche cambio, e quindi secondo me è anche importante, è come se ricominci da zero in un certo senso e quindi ti rimetti in discussione, perché poi ogni campagna elettorale è diversa. Mi piace dire che insomma abbiamo una squadra, una lista di persone che davvero viene dal territorio, lo conosce, sa parlare al territorio, e quindi questo in qualche modo mi fa sentire più leggera nell'affrontare un po' il carico di queste settimane. Certo, poi bisogna anche dire che fare il sindaco, soprattutto alla vostra età, è una scelta di vita, no? Un conto è il sindaco un po' attempato che magari si presta alla politica, vuole fare un'esperienza, però insomma i giovani sindaci non solo hanno molti problemi da risolvere, ma è una vita
che ha molti limiti, no? Cioè, perché ci sono molte, molte situazioni a cui non si può non essere presenti, e quindi rimane molto poco tempo per la famiglia, per il tempo libero, no? Ecco, sì, questo l'avevamo detto prima del suo insediamento. No? È vero, no, è proprio vero, e posso solo che confermarlo, anche perché credo che il sindaco debba essere presente, ma non lo si vive come un obbligo, ma semplicemente come un'opportunità di essere e di condividere dei momenti, ed è verissimo che la famiglia deve condividere e accettare questa scelta di vita, altrimenti diventa davvero difficile, così come anche le amicizie. Quindi chi dall'esterno vede il sindaco come una figura privilegiata, ecco, mi sento invece di dire dall'altro lato che è davvero un sacrificio deciso, ben voluto, e che, ripeto, non cambierei con nulla al mondo, perché è una cosa che mi piace tantissimo fare, assieme poi anche a una squadra di persone che condividono questo progetto. Però è vero che è tanto tempo dedicato al proprio territorio. Dopo questo la lunga ripaga. Però insomma è una premessa che si deve fare quando si sceglie di intraprendere questo tipo di percorso. Ecco, Moro in famiglia cosa hanno detto? Allora, mia mamma l'altro giorno, siccome stava parlando con un gruppo di amici, di cui uno di questi è molto, insomma, un fedele simpatizzante di un partito che appoggia la lista dall'altra parte, e quindi ho cominciato a dirle guarda, ma cosa si è messa a fare, ecco. E allora io ho rassicurato mia mamma dicendole: guarda, comunque vada, cioè alla fine lo faccio io, te non ti preoccupare, non è che dopo avrai dei risvolti in tal senso. Quindi abbiamo rassicurato, ecco, quell'ambito lì. Il compagno sta dando una mano, anche lui con le sue riserve, però diciamo mi ha conosciuta che già facevo politica a livello di territorio, quindi in qualche modo conosceva cosa andavo incontro. E quindi diciamo c'è una certa condivisione. Dopo mi piace sempre ricordare che, come il mio saggio nonno avrebbe detto, non te l'ha mica ordinato il dottore, quindi sicuramente è un impegno, uno deve essere cosciente e consapevole che richiede un grande senso di responsabilità, perché poi hai la responsabilità di una comunità, non è più solo la tua o quella delle persone che ti stanno accanto, però ecco, ritengo ancora che sia importante appunto far passare il messaggio, anche e soprattutto credo io alle giovani generazioni, che fare politica è bello, che quando ti impegni nel territorio e quando vedi che comunque le tue azioni hanno anche un impatto, si spera, positivo sulla vita delle persone, insomma è un elemento che fa la differenza, quindi in fondo è comunque un privilegio. E per quel poco che conosco Valentina Pillon e Vivian Moro, sapendo qual è il loro carattere, la loro energia, in televisione lo si percepisce molto bene, è difficile far cambiare loro idea, no? Chi dovesse dire a Vivian Moro, ma ripensaci, temo che dovrebbe poi diciamo, ritirarsi in buon ordine e dire vabbè, no, fai come sempre ciò che vuoi. Allora, direttore, scusi, se mi permette, nulla da togliere a chi ha qualche anno più di noi, però credo che dal nostro essere giovani donne abbiamo anche quell'entusiasmo, quella carica e alle volte anche quella voglia di rompere degli schemi che ci permette anche di fare qualche scelta magari impopolare, ma che alla lunga magari si rivela anche vincente. Ha fatto bene a dirlo, perché molte donne che si occupano di politica, ma anche nelle aziende, sono profondamente innovative e volte al cambiamento rispetto invece a noi che siamo un po' più conservatori in generale. Allora andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo qui in studio. Siamo quasi al termine di questa edizione di Focus TG con Valentina Pillon e Vivian Moro. Le e-bike a San Biagio di Callalto, quando succederà, Sindaco? Sì, siamo davvero molto contenti che il prossimo 23 maggio in Piazza Tobagi qui a San Biagio di Callalta ci sarà la partenza del Giro E,
che è un giro parallelo al Giro d'Italia, quindi proprio un evento parallelo ma che si ricongiunge con la tappa ufficiale di bici elettriche, quindi per affrontare quelli che sono i temi dello sport ma anche della sostenibilità ambientale. Ci sarà anche coinvolgimento di tutte le associazioni locali e dei bambini, perché faremo sì che tutti possano vivere questa esperienza e allo stesso tempo speriamo insomma di dare un po' di lustro al nostro comune portando un evento che comunque è di rilevanza nazionale. È la 18ª tappa del Giro d'Italia che poi quindi arriverà a Padova, quindi sarà San Biagio di Callalta a Padova. Molto, molto interessante. Vivian Moro, la squadra che la sostiene, ho visto la vostra conferenza stampa, quindi molto entusiasmo. Sì, la squadra è tosta e in più mi piace anche sottolineare come ecco, ciascuno con le sue particolarità, però hanno tutti diciamo, dei caratteri decisi, il che significa che sono delle persone che per il mondo da cui provengono, anche molto dell'associazionismo, sono abituate ad ascoltare e al confronto. Però ecco, sono persone libere che quindi hanno ben in mente le idee che vogliono perseguire e il progetto che intendono portare avanti e quindi in qualche modo non si fanno condizionare e questo l'ho apprezzato moltissimo fin dai primi incontri anche che abbiamo fatto, perché chiaramente abbiamo una squadra che diciamo per una parte è composta da persone che hanno fatto con me diciamo gli ultimi 5 anni di amministrazione, quindi c'è comunque un'esperienza che viene portata avanti, però dall'altro diciamo più della metà sono tutti nuovi innesti, quindi ci sono anche molte professionalità diverse, quindi andiamo dal mondo della scuola, dei servizi, ma anche a quello dell'impresa, dell'agricoltura, che ecco, in un territorio come Roncade insomma è importante, anche a tutta diciamo a figure che anche hanno molto da dire sul tema della residenzialità, che è un altro diciamo degli argomenti cardine anche che ci troveremo a affrontare nell'immediato futuro. Quindi ecco, nel suo complesso veramente una bella squadra, dico autenticamente civica, nel senso che noi partiamo per un progetto appunto che si pone l'obiettivo di fare politiche per il territorio. Bene, bene, grazie molte, grazie. Siamo in par condicio per cui avremo qui anche prossimamente l'altro candidato sindaco di Roncade, Michele Donadel. Grazie molte ai nostri registi Andrea Basso e Renato Capoia, grazie ovviamente alla sindaca Pillon, alla candidata sindaca Moro e ci vediamo stasera a Focus. Parleremo ovviamente ancora di politica, di elezioni, di candidature delle europee, delle amministrative e di molto altro ancora. Arrivederci, buona giornata.